Dopo un anno di lavoro, ho deciso di concedermi una vacanza in un ambiente di una bellezza straordinaria. A metà strada fra Santo Stefano di Cadore e Sappada, la Val Visdende è davvero una terra unica e meravigliosa, tanto da essere definita dal Carducci Tempio di Dio, inno al Creatore. Di questo smeraldo del Comelico ne parla anche Giovanni Paolo II nel 1987, durante l'omelia celebrata nella singolare chiesa della valle, decretandone la straordinaria bellezza. Sono veramente rilassata e ho potuto visitare in bicicletta tutta la valle, respirando serenità e ritrovando il sorriso. Ho mangiato straordinariamente bene in tutte le attività della zona, assaggiando i saporitissimi piatti tipici nei ristoranti e agriturismi immersi nel verde. Ho riposato come non mai nelle comode stanze dei rustici alberghi. Val Visdende è un territorio incontaminato, punto di partenza di numerose escursioni sia per famiglie che per alpinisti professionisti. Da qui si possono raggiungere le sorgenti del Piave o fare in quota il famoso e pianeggiante Giro delle Marche. Personalmente sono rimasta affascinata dai tanti rustici e dalla presenza del bestiame che sembrano parlarmi di un tempo antico. Chi vive la Val Visdende se ne innamora e posso dire con certezza che sarà la meta fissa delle mie vacanze.